con Laila Marangoni, sindaco di Taglio di Po. Lei ha presentato un volantino dove ha praticamente 6 punti importanti: lavoro, famiglia, turismo, sanità, pesca e cultura. Candidata per Forza Italia alle regionali del 2025 Veneto. Facciamo la prima domanda: perché ha deciso sindaco di candidarsi? C'è stata una persona, sempre logicamente del mio ambito, che ha detto: abbiamo bisogno di te in Basso Polesine. Quell'abbiamo bisogno di te ha risvegliato in me quel senso di porca modella, sono una cosa. No, a parte quello, ho detto sì. Lei citava che una parte del testo delle aziende di personale specializzato che non si trova, della scuola che non riesce a far da ponte per queste esigenze della formazione, e partiva dal presupposto che il lavoro è quello che può fare da volano anche per tutti gli altri punti: famiglia, turismo, sanità, eccetera. Se non vogliamo rimanere in paese di vecchi, dobbiamo aiutare i giovani a rimanere. Per aiutare i giovani a rimanere la cosa più importante è il lavoro. Da lì non si scappa. Se non hanno lavoro lo cercano da un'altra parte e sicuramente lo trovano e vanno via, formano le loro famiglie, i paesi si spopolano sempre di più. Noi non dobbiamo arrivare a quel punto. Adesso, per carità, non è che una scuola professionale risolve il problema, però lo aiuta molto. Turismo, diceva, una criticità è la viabilità. Portare la presentazione di volantino una delle quattro viabilità, perché noi abbiamo questa Romea che sembra sia lavoro, famiglia, turismo, sanità, noi si chiama che la Romea è la strada più pericolosa d'Italia e di conseguenza le nostre aziende sono abbastanza tagliate fuori. Noi avevamo un progetto del Traspolisana, avevamo altre strade di collegamento che non sono però mai arrivate, e questo penalizza chi ha un'attività per i posti, per arrivarci, e magari solo per l'intervento devono fare dei chilometri, e non è giusto, non va bene. Ed è quello che dico, che la regione dovrebbe ricordarsi che noi esistiamo. Turismo che fa il paio con la cultura. Cultura? Cultura, non dobbiamo dimenticare che ma vedi, quello che fa Marangoni sono le cose locali. Per carità, ho fatto parte di un'associazione dove mi sono molto impegnata. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei musei. Io ho raccontato una trentina di musei nella provincia di Rovigo, e non è cosa da poco. Però magari noi stessi che abitiamo in queste zone non sappiamo neppure quali siano, non ci perdiamo il tempo neppure per andare a visitare. Però questo è sicuramente un'azione di richiamo. Cerchiamo di valorizzare queste cose. Da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di aiuto. La regione, il nostro primo testo, il nostro partner a crederci.